Esplosivi, forse. E allora, ti sto invitando, ok? Che? Ti sto in- Cosa? Ma facciamo una cosa, ci apriamo la chat vocale perché sennò poi non ci sentiamo quando giochiamo. Che dici? Perché no? Perché no? Lo so, parliamo lo stesso con la chat vocale, però almeno ci sentiamo. Io manco ti sento quando ho messo le cuffie. No. Comunque ti sto invitando, dai, se no mai iniziamo. Ti invito, vai. Perfetto. Eh, Non ti sento. Cosa? Sì, un po' sì. Allora, metti pronto. Fa matchmaking ora. Aspetta, mi piglio il telefono che lo scrivo su Instagram. Yes. Che sono un ruttone. Perché non si sente l'audio qua? No, ora si sente, ok. Beh, ma sei un mappa. Allora, aspetta. Cavolo, potremmo pure andare... No, andiamo nell'uno che è più grande la mappa, giochiamo più tranquilli. Andiamo verso di là ora. C'è un'arnia. Oh, cerchiamo a papà di non sparare. Questo mi hanno insegnato. E ho imparato. Sì, non sparare, a meno che non era silenziata. I corvi, non dobbiamo passare vicini ai corvi, non dobbiamo passare vicino al cavallo, quello che poi si alza, che poi lo uccidiamo. Non dobbiamo passare vicino ai cani, perché loro ascoltano, gli altri ascoltano tutto quanto e ci spottano la posizione. Cavolo, i cani. Lo so, gli butto qualcosa per farli stare zitti. Che devo fare? Gli butto il fuoco qua, aspetta.
Cavolo, uno è rimasto vivo. Uccidilo con la silenziata. Cavallo, tutto c'è. Attenzione, a me hai preso, che attento. Uccidi a quella, c'è quella delle farene là, uccidila. Vicino al coso. Uccidila con la silenziata. Da lontano. Ah, non te la sei portata? E allora ci vado io così col coltello e cerco di ucciderla. Morta. Ok, muore subito con un colpo di coltello caricato. Lo devi caricare il colpo però. Devi tenere schiacciato, muore subito. A papà dopo apriamo Discord, non ti sento proprio. Lo so, si doveva uccidere. Ormai andiamo. Tende i corvi, non rifare... non sento niente, Riccardo. No, aspetta, non te ne andare così. No, non passiamo dal lago. È caduto? Aspetta, mi butto pure io. Vai. Piano piano, Ricca, non corre sempre. Ci sono le cose. Ci sono le sanguisughe. Meglio che scappiamo perché abbiamo fatto troppo rumore qua. Andiamo, vieni. Senti sparare? Andiamocene, esci, vieni. Di qua, di qua. Andiamo di qua, vieni, seguimi. Aspetta un attimo, non uscire. Ma sono zombie là sotto. Mi raccomando, quello di fuoco non lo prendere ad asciate, prendilo a colpo di fucile. No, scoppia se lo prendi ad asciate. A colpi di fucile così, guarda. Senza mirare, tieni schiacciato e poi lasci. Così non esplode. No, con l'ascia, coi coltelli, se lo tagli esplode. E poi l'energia la perdi. No, a sparare da lontano è un casino, ci facciamo sentire. Dobbiamo cercare di farci sentire il meno possibile. Guardiamo un attimo prima, aspetta, non andiamo subito. Zombie. Vabbè, a coltellate queste qua, ammazziamo. Andiamo. Ah, ma c'ero io la silenziata, sono scemo. C'è il corazzato, lo uccido io il corazzato. Sono senza stamina. Ce ne sono altri lì. Spegniti, ci penso io, tu vatti a spegnere. Devi caricarlo il colpo, casomai. Vai. Dietro ce l'hai. Ok, togliamoci di qui, vieni. Vieni appresso di me, tu vieni appresso di me, dietro di me vieni. Quando cammino piano, cammina piano pure tu. Ok, cerchiamo di non fare rumore. Là ci sono i corvi, non ci andiamo.
Dove cavolo è l'indizio? Dove? Ah, buono. 22 a me ne ha date, cavolo. Allora, di qua è l'indizio, via. No, no, di qua è l'indizio, quello è un ascensore, si scende. Abbassiamoci, cerchiamo di fare poco rumore. È sottoterra l'indizio. Ma secondo me è il boss di sottoterra, sai? Di là dobbiamo andare, dove eri prima tu con l'ascensore. Sì, vieni. Oh, ma tu non vieni? Sai? Ce la fai? Sì. Non capisco se si muove o meno quando fai il potere. No? Dove cavolo è? Oh, sparano, sparano, non facciamo rumore a papà. Oh, quello è un potere, prendilo. Un potere quello è. Ci penso io qua. Ti dai il potere, ti sblocca un potere quello. Serpente a me mi ha dato. Cos'era questo? Qua c'è un equipaggiamento. Ma dove cavolo è il coso? Qua fuori, vieni. Aspetta, perché mi fa sta cosa, ricerca dell'indizio? Che cos'è? Aspetta, aspetta, stai fermo. Cos'è sto ricerca dell'indizio? Da lontano? Sì, perché mi ha dato il serpente. Sono riuscito a prendere l'indizio da dietro il muro, hai visto? Con il potere del serpente. Bellissimo. Mi sa che stanno lottando già contro il maiale. Perché in questa direzione... Apri la mappa. Sì, sono direzione est, verso destra. Tu verso nord stai guardando così. Verso dove guardo io. Verso est. C'è la bussola sopra se tu esci di lì. Oh, anche il macellaio hanno ucciso. Anche il macellaio hanno ucciso, quello nostro. Guarda la mappa di nuovo. Sono vicini. E allora, cerchiamo di appostarci in un punto buono senza farci uccidere. Piuttosto preferisco che usciamo senza tagli e senza niente. Niente, abbiamo ucciso gli zombie e ne facciamo un'altra. E allora usciamo di qua, l'ascensore mi sa che dobbiamo prendere. Cos'è? Attento, togliti davanti, c'ho la pistola. Vai. Aspetta, aspetta, non uscire così a papà. Guardiamo prima, dobbiamo essere più attenti. Aspetta, ci sono altre uscite, proiettili. Ricaricati le armi, i proiettili sono lì. Meglio che camminiamo bassi per quando ci sono... Se cammini basso quando ci sono le cose a terra che fanno rumore, il rumore non si sente. Va bene, cerchiamo di uscire, esco prima io, va bene? Non abbiamo visto dove sono le uscite però. Mamma mia, siamo esposti assai qua. Appena esci subito a sinistra, in mezzo qua alle erbacce, vicino al lago. Vieni, nascondiamoci. Di qua, vieni. Ora cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Abbassati. Allora, il mostro è verso est. Allora, possiamo fare una cosa. Possiamo andare all'uscita, questa qua dove c'è il villaggio Cyprus. E li aspettiamo lì. Secondo me andranno lì.
E che dobbiamo fare? Ancora sono lì, devono raccogliere la taglia ancora, sono al 70% quasi. Cosa vuoi fare? Andiamo al villaggio che aspettiamo lì? Abbiamo a scappare ancora, qualcosa lo possiamo fare, dai. E allora va bene, intanto andiamocene all'uscita allora, ok? Stiamo sempre attenti, occhio vivo perché penso che ci sarà gente. Due con la taglia, ma quelli vabbè là sopra. A meno che non stanno scendendo con la taglia stessa. Ah, i corvi. Aspetta, aspetta, cerca di stare coperto, non andare subito in acqua. Vedi che c'è tanta acqua lì davanti. Dobbiamo cercare un punto dove c'è meno acqua per passare. O se no direttamente facciamo il giro. Stai coperto sempre sotto gli alberi. Ti dico, quando hai la possibilità di stare coperto, stai coperto. Qua c'è il ponte, passiamo dal ponte. Hanno preso le taglie, quelli. Ci dobbiamo muovere se li vogliamo anticipare. Sempre passiamo dalla boscaglia, non passiamo dalla strada. Poi. Perché? Questo è vero, ma magari il tempo che arrivano fino a qua lo consumano il potere. Certo, sono in due, eh. No, no, tutte e due. Tutte e due. Se raccogli la taglia, hai il potere. Quindi se raccogli una taglia ciascuno, ognuno dei due ha il potere. Allora, la barca è la... guarda chi c'è qua. Ai. No, che scappa, l'ammazza e basta. Via, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Che qua forse è buono. Vieni, entra, abbassati, abbassati. Allora, già quelli sono fuggiti. Quindi già una squadra non c'è più. Siamo sicuri. Qua aspetta, prima stiamo attenti da qua dalla boscaglia, da qua può venire qualcuno. Qua siamo molto scoperti su questo lato. Guarda, là c'è una torretta, ci mettiamo nella torretta. Una torretta qua, rossa. Guarda. Vieni, vieni con me. Teniamo le finestre chiuse, teniamo, appena sentiamo il rumore, tanto la barca è qua vicino. Apriamo. Sì, aspetta, fammi vedere bene dove è la barca. Allora, da questo lato si vede. E allora dobbiamo aprire le finestre. No, no, quella chiudila perché è da dietro. Quando dobbiamo sparare verso la barca, dobbiamo aprire la finestra davanti e la finestra questa di lato. Chiudi, chiudi, chiudila adesso quella, chiudila adesso. Da qua di lato si vede, anche meglio si vede da qua di lato. Tu quale apri nel caso? Quale vuoi delle due? Va bene, ok. Ma cos'hai tu? Doppia pistola e? Ah, ok. Abbassiamoci così se ci muoviamo non facciamo rumore intanto. Cos'è sto rumore? Dici che sono loro? Attento perché lo... Sento il rumore, sento il rumore. Però non ci facciamo scoprire con le finestre aperte. Che volevo aprire tutte d'un colpo, quando ti dico io. Dici che sono qua sotto? Apriamo, apriamo, vai. Sì, sono là, li vedo. Presi. Uno a terra, manca il secondo. Dietro l'albero è. Qua dietro è. C'è il compagno morto, attenzione. Vai, sparagli casomai. No, l'ho mancato. Lo vedo. Preso ma non è morto. Lo dobbiamo uccidere. Lo vuoi pushare tu? Nel frattempo io ci sparo di qua. Vai, 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 vai a pushare. Sei carico con i colpi? Non lo vedo più però. Lo vedo, è qua dietro. Preso di nuovo, non lo so se è morto. Ah, ha tirato una bomba, attento. L'ho preso di nuovo, però non lo so se è morto. No, di qua, da questo lato è.
Da questo lato, stai attento, sta girando di nuovo di là forse però. Sì, ha girato di nuovo, lo vedo. Attenzione, attenzione. Cavolo. Sì? Non era lui? Non lo vedo più a quello. Chiudo. Da che... non ci ho pensato che ci poteva essere pure qualcun altro. Non ti dovevo fare scendere. Preso. Ma è ancora vivo. No, è morto. È morto. È morto. Ora devo ammazzare solo quello che cecchinava a te. Quello che ha cecchinato a te. Sai che faccio adesso anche siringa. Sì, però se lui viene qua mi potrebbe tirare una bomba, cose del genere, e mi fa uscire fuori. Già mi è capitato che mi hanno ucciso così, mi hanno buttato la bomba qua dentro e non ce l'ho fatta scendere. Fammi ascoltare, vediamo, ascoltiamo. Aumento al massimo. Chissà da quale lato ti ha sparato. Penso da lontano comunque. Manca una taglia, quello ha raccolto una taglia, si è raccolto, mi sa. Mi sa che quello si è raccolto una delle due taglie. Comunque quando fai il rumore vuol dire che qualcuno sta scappando, giusto? Oi. Tu mi hai detto che non era quello, che era un altro da sparato da lontano. Vediamo, fammi vedere, ti fa vedere che ti ho ucciso. Sì, no, ritorna là. Domanda di morte, sì, ti fa vedere che... No, un cecchino ti ha ucciso. Non è quello che... Non sono i due che ho ucciso io. Un cecchino ti ha ucciso, papà. Sì, qualcuno ha preso la... Ma qualcuno ha preso una taglia, perché non sono... Sì, qualcuno ha preso una delle due taglie. Sarà questo, sicuramente il cecchino. Ma lui è messo adesso nascosto perché... Non lo so. Penso che mi ha spottato. Io penso che lo sa dove sono. Non so io dove è lui. E questo è il problema. Tu sei vivo ancora, penso, no? Ti potrei arrestare, tipo. E lui sicuramente sta aspettando quello, papà. Comunque, ancora sei super vivo. Qua mi compare l'energia. Qua, penso che questa è l'energia, ste tacche. Ah, ok. Ancora, vabbè, ce ne ha voglia. E allora, non so che cosa fare. Non so se aspettare, magari si stufa lui. O se aprire la finestra e provare a vedere dov'è. Solo che se lui sta puntando di fisso qua, appena apro e mi alzo, mi sciotta. Oh, lo so, lo so. Ma tutte queste cose. E vai in bagno. Non lo so, il rumore non se ne sente. Non lo vedo. È messo qua che punta alla grande, non c'è chi parla.
No, sono caduto. Oh, Dai, e vabbè, ormai che sono caduto. Non penso che qua vicino l'avrei sentito. 30 metri da te significa che da me è a tipo 40-50 metri praticamente. Vediamo se riesco a beccarlo. Sì. Visto? No, no, è un'arnia. No, Gio, quello si è preso la taglia. Ed è messo qua che aspetta, te lo dico io. Manca una taglia qua. Qua è pieno di mostri. Non lo so, sai. Shh, aspetta, 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 aspetta. Tanto sento dei passi, ma può darsi che qualche zombie. Perché? Ah, a distanza del partner. Aspetta, ma ti dà questo qua ti ha ucciso te, dice. Ah, questo qua ti ha ucciso te. E allora aspetta, quello che ha ucciso forse. Ne ha ucciso due. Quello è stato il primo forse che ha ucciso. Che fa? Prova a uscire. Cioè, secondo me mi ammazzano. Distanza dall'uccisione? E quello ci può stare. Ah, ci sono zombie e sono tranquilli. Oh, ora provo a ressarti. Quello che succede, succede. Io penso che mi sciotta, ma vabbè. Vai, curati subito. E ce ne andiamo. No, c'è una taglia da prendere, aspetta. Vai. Vedi se ti fa prendere la taglia pure a te, vieni. Ah, cavolo, c'ho il potere, potevo vedere se c'era qualcuno. Nessuno. No, non c'è nessuno. E non vorrei che c'è un'altra taglia qua, no? No? Ok. Dai, abbiamo fatto una bella partita alla fine, visto? Ah, strategia giusta. Mm? sembrava che stavo per morire alla fine. E invece no, con pazienza ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato la taglia a casa, abbiamo ucciso due cacciatori. Mm? Tre. Tre cacciatori, no, due. No, si è curato il secondo, non l'ho ucciso subito, l'ho ucciso dopo. Si è curato, quando tu sei sceso a pusharlo, quello era vivo ancora. Ce n'era uno vivo, uno era morto morto, e ce n'era uno vivo, che l'avevo colpito un paio di volte, ma non era morto, si era curato. Quello ti ha ucciso. Vediamo quanti punti ci dà. Wow. Vai, vai, che ci possiamo potenziare i cacciatori così.
Sì, ogni volta che passa un livello ti dà un punto tratto, là, quello con la freccia in alto per metterti i poteri. So, adesso si è fermato. Non mi- Zacco, cacciatori uccisi 2. Bellissimo. Mhm. Abbiamo fatto una taglia sola. Non lo so, non l'ho capito ancora. Ho provato. Ho 14 punti c'ho per potenziarmi il giocatore. Però ci metto subito il potere quello della pistola. Pa, 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 pa. Da 7. 7 punti. Cavolo. Vabbè. Non ce l'hai sbloccato, forse ancora. Ancora non ce l'hai sbloccato. 15. Cosa? Cosa? È perché l'abbiamo trovato a terra poco fa. Ah, ok. Eh, ok. Non si può fare. Lo potevamo fare tipo quando eravamo lì. Quando eravamo. Sì, sì, non ci abbiamo pensato. Sì che non avevo niente di leggendario. E allora, devo decidere il potere. Io dovrei spada un galleva. Gira ripetizione manuale, dovrebbe essere questo, quindi. Detto questo, aspetta che mi manca qua di spendere un po' di tratti. Ci metto questo. Ok, è finito, pronto. Me lo devo completare il cacciatore, scusa. Hai visto con una sola partita che abbiamo vinto già? Ce li hai messi tu questi ritratti? Perché? Poi se il cacciatore ti muore, riperdi quelli, non li puoi usare per un altro cacciatore. Capito? Ma aspetta, metto non pronto. Ma non ce l'hai i punti tu, a te non te ne dati i punti. No, è il cacciatore di prima devi prendere. Vedi, quello lì. Ogni cacciatore c'ha i suoi punti. Devi togliere il coso, qua. Aspetta, lo tolgo io. Ora. Ora puoi fare, perché stavo cercando la partita. Quelli spendi, papà, perché se ti muore il cacciatore, quei punti li perdi, quindi è meglio spenderli subito. Sto arrivando. Mentre che tu fai lì.
serpente è bello, da lontano. Io, per esempio, l'indizio quello lì da lontano me l'ha fatto sbloccare. Ma poi questo qua quando Bello, bello pure. Buono. Che corre di più, corre. Alla velocità massima. Recupero della resistenza inizia prima. Ok. Ultimo, mettici qualcosa con l'attacco. Rifuggire, perché da qua puoi vedere solo quelli attacco, solo quelli difesa. E ci sono anche questi poi, eh. Capito? Questi sono quelli difesa. Ah, ma Sari, perché sei a fondo? Sari. No. Sari. Sei alla fine. Qualcuno ce l'hai. Ah, c'era quello del fuoco, per esempio. Puoi mettere qualcosa attacco a sto punto. Di attacco non hai niente. O se no questi. Altre cose, vedi? No, vabbè, mettiti qualcosa di attacco. Che armi ti sei portato? Vabbè, fai vedere armi. Però papà, sai che cosa ti conviene? Prenditi un coltello, ti metti un coltello qua, ti metti. In- sì, invece dell'ascia, e qua ci puoi mettere una bella arma, scusa. Tanto il coltello, l'ascia, stessa cosa. Mettici un bel, non lo so, un fucile col mirino. Aspetta papà, ti manca qua una cosa. Per questo i fucili non li vedi. Ancora fucile col mirino non ne hai. Vediamo, ma perché ci hai giocato poco, ma poi te li sblocca se ci giochi. Intanto devi giocare con quelli senza mirino. E prenditi quello, allora. Aspetta, se vuoi togliere le armi più corte, togli questo e togli questo. Capito? Secondo la lunghezza delle armi pure. Si chiamava Vetterli, sopra i Vetterli all'inizio. Ah no, quello silenziato è il Winfield, ne hai 4. Non c'è bisogno, ne hai 5, ancora spendi soldi. Ma non... Devi fare due colpi, devi fare, Riccardo, cavolo. Ma non li hai fatti due colpi, no, 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 li hai fatti. Questo qua, non lo puoi mettere questo qua. Perché è troppo lungo. Lo slot questo è quello medio, vedi c'è scritto sotto, slot medio, ci sono due pallini. Ma se no devi togliere le doppie pistole, se togli le doppie pistole te lo fa mettere. Togli le doppie pistole, oh, vabbè aspetta qua, intanto facciamo questo e ci metti il silenziato, il Winfield silenziato, impari meno e fai qua, equipaggio, oppure due volte e te lo mette subito, te lo mette. E lì ci metti una pistola, non lo so, una silenziata, no già c'hai il fucile silenziato, mettici. Però aspetta un secondo. Solo slot piccolo, vabbè, non ti conviene mettere anche questo, solo slot, togliere questi. È solo slot piccolo tanto c'hai. Vedi, questi sono i pallini degli slot, ti fa vedere solo quelli dello slot piccolo. La pistola questa qua, poi se questa qua, poi ti sblocca l'altra pistola che ti serve per sbloccare la pistola quella grande che ho io. Sì, sì, sì. Guarda il fucile che c'ha. Sai che c'ho 400 punti? 427. Ci vogliono 300 Blood Pond. Se giochi te li dà, io 400 ne ho fatti già. Ciao Vincenzo. Ciao Mbare, gli abbiamo fatto una bella partita ancora con mio figlio. Ammazziamo più avversari, ci fottiamo la taglia, cecchenate, revive, macello. Ora non stiamo facendo la seconda. Ecco, ci siamo? E ti mettesi pronto, sai che voglio fare? Perché non le posso prendere due dorate tipo? Cioè, no due dorate, nel senso, quella dorata però ha due giocatori diversi, ha due cacciatori diversi. Allora, aspetta, fammi vedere una cosa. Allora, vado sul magazzino, ok? Leggendarie. Bene. E ci sono queste due, va bene? Questa non me la fa comprare. E questa non me la, no, non me la fa comprare perché le devo sbloccare ancora per comprarle. No, siccome l'ho montata dall'altra parte, in questo non me la fa mettere, va bene, ok. E quindi tu non, no, tu non ti sei portato la silenziata, vabbè, mi sono portato la silenziata io.
Ah, tu c'hai il fucile silenziato e io c'ho la pistola silenziata. Allora che faccio? Mi porto una pistola normale? No, mi porto sempre la silenziata pure io. Quando c'ho il potere quello di sparare veloce. Ancora non ho capito come si fa, comunque pronto. Sì, ho visto. Lo so, ci vuole il DLC pure. Ehm, Deve comprare un pacchetto che ti sblocca l'arma sicuramente. Penso io. Mm. Sul negozio di Steam. Sì, fai soldi. Su Spertes. Spert? Oh, aia. Ah. Mm. Ma ci premo un Discord così ci sentiamo nelle cuffie. Papà, non si capisce niente e mi confondo io poi. E poi ti devo fare zitto zitto, non parlare. Ma che ci vuole? Ce l'hai il Discord? Apri il Discord. Poi, non lo so. Apri il Discord e ci apriamo un canale. Scrivi il Discord lì. Se no-